Basket giovanile Nuoro, Academy Italia e Memorial Fadda Ravarotto. Vi siete mai chiesti come lo sport possa onorare la memoria di chi non c'è più, trasformando il ricordo in energia e passione per le nuove generazioni? A Nuoro, dal 25 al 27 aprile, si terrà un evento speciale che risponde proprio a questa domanda. La prima edizione del trofeo Regione Sardegna Memorial Marco Fadda, Roberto Ravarotto. Questo non sarà un semplice torneo giovanile di pallacanestro, ma un'occasione per ricordare due figure indimenticabili del basket isolano, Marco Fadda e Roberto Ravarotto, prematuramente scomparsi a causa di tragici incidenti stradali. Marco Fadda, classe 1974 e atleta della SD Gennargentu Nuoro, ci ha lasciati nel 2000 all'età di soli 26 anni. Roberto Ravarotto, ex giocatore della Gennargentu Nuoro e dell'Icnus Nuoro, è scomparso nell'agosto del 2016 a 41 anni. Questo torneo, organizzato con passione dalla SD Pallacanestro Nuoro in collaborazione con il Comitato Regionale della FIP Sardegna, vuole mantenere vivo il loro spirito sportivo. Il palcoscenico di questa emozionante competizione sarà il Palaconi di Nuoro in via Lazio. A sfidarsi sul parquet saranno le rappresentative regionali under 15 maschili di 4 regioni italiane: Toscana, Veneto, Campania e, naturalmente, la Sardegna. Ma le emozioni non finiscono qui. Il nuovo basket oristano sarà parte integrante di questi giorni di sport e ricordo. L'atleta Micol Montisci, una promettente giocatrice classe 2011, è stata convocata tra le migliori giovani cestiste sarde della sua annata. Questa convocazione le darà l'opportunità di partecipare a una seduta di allenamento culminante in una partita contro le migliori atlete nate nel 2010. Questa non è la prima volta che Micol viene notata, essendo già stata selezionata per un raduno federale lo scorso gennaio. L'Academy Italia, un altro importante evento, si terrà domenica 27 aprile. Un altro motivo di orgoglio per il nuovo basket oristano è la convocazione del loro coach, Roberto Saar, nello staff tecnico di questo significativo torneo interregionale. Insieme al referente tecnico territoriale Nicola Pintonello e agli altri assistenti Matteo Mastropietro e Sara Puddu, Roberto Saar guiderà la rappresentativa sarda. Il programma del torneo Under 15 si aprirà venerdì 25 aprile alle 16:30 con la sfida tra Veneto e Campania, seguita alle 18:30 dalla partita tra la Sardegna e la Toscana. Il giorno successivo, sabato 26 aprile, sono previste 4 emozionanti gare. Alle 9:30 Campania contro Toscana, alle 11:30 Sardegna contro Veneto, nel pomeriggio alle 16:30 Veneto contro Toscana e alle 18:30 Sardegna contro Campania. Domenica 27 aprile sarà la giornata conclusiva, con la finale per il terzo e quarto posto alle 9:30 e la finalissima per l'assegnazione del trofeo a seguire. Subito dopo si terrà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre partecipanti a questa prima, sentita edizione del Memorial. Un bel segnale di attenzione verso il futuro del basket femminile è dato dalla presenza delle rappresentative dell'Academy femminile, classi 2010 e 2011, del Comitato regionale. Domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18, presso la palestra del Centro Giovanile Salesiano in località Fontana Budia a Nuoro, grazie all'ospitalità della SD Icnus Nuoro, queste giovani atlete si affronteranno in una partita di allenamento. Le finali del Memorial maschile saranno seguite anche da queste promettenti cestiste. Il Memorial Fadda Ravarotto non è solo un torneo, ma un momento di comunità, ricordo e celebrazione dello spirito del basket. Dopo aver letto di questo evento così toccante e pieno di significato, non vi incuriosisce sapere chi alzerà per primo questo trofeo in ricordo di Marco e Roberto?